Amici sportivi, siamo al termine della gara tra Caldiero e Vigasio con la vittoria del Caldiero per 2-1. Siamo in attesa dei protagonisti, ci vediamo fra pochissimo. Amici sportivi, siamo al termine della gara Caldiero contro Vigasio, qui accanto a me mister Alberto Facci del Vigasio. Alberto, primo tempo, io ti do una mia opinione, primo tempo bene, secondo tempo un po' meno. Come l'hai vista tu? Insomma, l'hai vista te, penso che l'abbiano visto anche tutti quanti gli spettatori che c'erano oggi. Insomma, ecco, bene il primo tempo in cui potevamo chiudere la partita e invece il secondo tempo bene il Caldiero che ha meritato alla fine la vittoria. Insomma, ecco, noi purtroppo abbiamo avuto questa metamorfosi tra il primo e il secondo tempo e analizzeremo, ecco, questa parte qua. È ovvio che nel primo tempo forse dovevamo, anche in quell'occasione dovevamo chiudere la partita, insomma, ecco, quando abbiamo fatto quella ripartenza che abbiamo chiuso malissimo. Questo è il calcio. Se dovessi rigiocare il secondo tempo, Alberto, che mosse faresti? Le stesse o cambieresti qualcos'altro? Ma no, erano gli stessi del primo tempo, cioè non è che diciamo che siamo entrati, o meglio non siamo entrati, ecco. Vuoi per merito del Caldiero, vuoi per demerito nostro, ma la realtà è che il secondo tempo, ecco, siamo rimasti un po' nello spogliatoio. Quando giochi con squadre così di una certa caratura, con giocatori importanti, poi le paghi, insomma. Beh, diciamo dai, siamo all'inizio del campionato, quindi abbiamo un campionato davanti, Alberto, i numeri li abbiamo, li avete, Vigasio ha fatto una bella campagna acquisti, quindi io penso che avete tutte le possibilità di ripartire sin da domenica prossima. Vabbè, insomma, è la prima giornata, insomma, ecco, Esatto. mi prendo un po' il primo tempo, dobbiamo decisamente aumentare la durata della nostra presenza e soprattutto capire da analizzare questa metamorfosi, insomma, anche perché insomma, un po' a caldo, insomma, è un po' dura da... Bene, dai, ringraziamo Alberto, gli facciamo in bocca al lupo per il futuro del campionato e da ripartire appunto dal primo tempo, possiamo dire, di oggi per cercare di analizzare le aree di miglioramento e per far sempre meglio. Grazie Alberto. Grazie a voi. Amici sportivi, siamo qui con il mister Roberto Piuzzi del Caldiero, ricordiamo trainer vincente l'anno scorso con un super campionato in promozione e quest'anno è partita altrettanto bene, mister. Ma diciamo che c'era un po' di tensione alla vigilia, però poi i ragazzi in campo, primo tempo abbiamo fatto non benissimo, il secondo tempo abbiamo messo in campo quello che ci ha sempre contraddistinto l'anno scorso, il cuore, l'orgoglio, e siamo stati bravi a ribaltare una partita che si era messa in maniera difficile. Una battuta, mister, ho chiesto prima a Luca Vesanic cosa ha detto tra il primo e il secondo tempo perché ho visto veramente una squadra che è cambiata. Lui in battuta mi ha detto o non mi ha detto? Mi dica la verità, cosa ha detto ai ragazzi tra il primo e il secondo tempo? Ho cercato solo di spronarli, li ho visti abbacchiati, in certi momenti hai un minuto per parlare, non c'è bisogno di tante, devi pungerli un po' sull'orgoglio, niente di quello che dicono in pratica tutti gli allenatori quando la propria squadra non sta facendo bene. Se dovesse scegliere un giocatore il plus della sua squadra di oggi il plus lo do a Giulio Zenari, che è un 97, che è del nostro vivaio e che quest'anno l'ho provato in 4 ruoli in 20 giorni e dove lo metti lui fa bene. Gli avevo chiesto di fare sacrificio oggi, l'ha fatto, ha fatto pure gol e quindi oggi se lo merita tutto lui. Bene, ringraziamo mister Piuzzi, gli facciamo in bocca al lupo per il futuro del campionato e complimenti per la partita di oggi. Grazie ancora mister. Grazie a voi.